Benvenuti, buonasera in diretta su Unica Radio, è venuto a trovarci Andrea Ruggeri, Buonasera. l'aveva anche annunciato su Facebook. Come sono andati questi giorni? Perché hai messo poi l'evento su Unica Radio, l'hai messo all'ultimo, veniva dopo tutta una serie di impegni, nel frattempo come sono andati questi impegni? Molto bene, giorni intensi. Che cosa è successo? Ho registrato in studio, abbiamo fatto il disco nuovo con Elena, Ledda. Che salutiamo. Ciao Elena. Ciao, speriamo sia in linea. Ho fatto un concerto con Roberto Edid e Nicola Cossu. E dove? Al Vinvoglio, Jazz Club. Come è andato? Molto bene, era da tanto che con Roberto avevamo questi propositi di collaborare insieme, ce l'abbiamo fatta. Quindi da questo potrà nascere qualcosa? Chissà, sì, ci siamo ripromessi di risuonare insieme. Vi siete studiati un po', quindi insomma ci sarà modo comunque di continuare a parlare anche di tutte queste altre cose, sono solo dei piccoli assaggi. Siamo anche in orario aperitivo, Ecco. quindi stiamo dando un po' di idee aperitivi. Sei qui oggi per parlarci di un progetto in realtà molto importante che già sta prendendo piede, non che non lo siano gli altri, però questo è particolarmente importante perché necessita di un sostegno. È un progetto che andremo a spiegare, lo proveremo a spiegare al meglio perché è bello articolato, bello interessante. Parliamo di musiche invisibili. Oh, yes. Allora, musiche invisibili già richiama a Italo Calvino le città invisibili. Credo di non sbagliare se faccio questo collegamento. Assolutamente non sbagli, infatti l'idea, diciamo il desiderio è sorto 6 o 7 anni fa, quando appunto mi sono imbattuto in questo romanzo. Ho deciso che avrei sicuramente scritto delle musiche ispirandomi a questo romanzo. Inizialmente mi sono messo un po' lo scrupolo, ma faccio la descrizione delle città o no? E la scelta è stata no. Come è arrivata la lettura di questo romanzo? Per caso? Era a casa praticamente era di proprietà della coinquilina con cui abitavo in quel periodo, frugando fra i suoi libri nella libreria gigantesca, mi sono imbattuto nel romanzo. Questo è venuto in questo modo l'incontro. Sì? Sì, sì. E da lì poi hai capito che poteva trasformarsi in un progetto, Sì, che sì, poteva diventare quantomeno una base sulla quale poter costruire un progetto. Su cui ispirarmi, quindi alla fine non ho voluto proprio fare la descrizione didascalica delle città, ma ho usato le impressioni che ne ho avuto per buttare giù le musiche, insomma. Sì, parliamo del 2015. 2015, ecco, inizia a concretizzarsi, quindi ho definito le prime 7 composizioni, poi l'anno successivo, tra l'altro il 2015 era anche il trentennale della sì, morte. e là ti volevo, perché c'è un bellissimo, insomma, ci sono delle belle coincidenze legate poi all'inizio di questo lavoro e al continuo, perché poi si arriva fino poi al 2017. Certo, 2015 appunto. Definite le composizioni, trentennale della morte di Calvino. L'anno dopo l'abbiamo sfruttato con l'ensemble, molto largo e variegato dal punto di vista anche delle provenienze. L'abbiamo utilizzato appunto per fare le prove orchestrali, è stato molto complicato dal punto di vista Ma l'ensemble è logistico. già questo che ho qui, Sì, sì. che lo possiamo anche citare, insomma. Decisamente sì. Composto da Elsa Martin, vincitrice tra l'altro del premio Parodi 4 anni fa. Con Dentri Fur, con Marco Bianchi che salutiamo, Mirko Onofrio, Elsa Martin chiaramente alla voce, Mirko Onofrio ai flauti, sax tenore e voce, Gabriele Mitelli tromba e flicorno, Francesco Ganassin clarinetti, sax alto, Cristian Toma oboe, corno inglese, clarinetto basso, Daniele Richiedei violino e viola, Enrico Cocco violoncello, Francesco Saiu chitarra classica e chitarra elettrica, Elia Casu chitarra elettrica, live electronics e fantasia, direi. Questo mi piace sempre aggiungerlo. Pasquale Mira al vibrafono, Oscar Del Barba pianoforte e fisarmonica, Giulio Corini che salutiamo, ciao Giulio, al contrabbasso e Andrea Ruggeri batteria e composizione. Pare che questo Andrea Ruggeri se la cavi abbastanza bene. No, questo è un esempio però bello ricco, cioè qui c'è un lavoro importante da fare perché insomma siete 2, 4, 6, 8, siete 13 persone da coordinare all'interno di un progetto, non è per niente semplice. No, è stato appunto logisticamente abbastanza complesso, ma molto stimolante dal punto di vista umano e artistico. Ho trovato tra l'altro con molta felicità una disponibilità gigantesca da parte di tutti, appunto dovevamo incastrare tra i nostri impegni, anche a volte star fuori 2 giorni per fare delle prove intensive, veramente molto molto felice della collaborazione, anche proprio umanamente
logisticamente. Sì, quindi questo è... E quanti vi conoscevate già abbastanza bene? Allora, ho bisogno della lista perché siamo in tanti. Prende la lista, Qui siamo un po' digitali, un po' analogici. Fantastico. Questa è la parte analogica del video. Chi non conoscevo personalmente di questi era Daniele Richiedei, il violinista e il violista, e basta, gli altri già ho avuto contatti, poi Pasquale Mira di Nomea, di fama, è l'ultimo arrivo praticamente nell'ensemble, ha accettato molto volentieri questa cosa, e niente, con gli altri bene o male ci siamo già incrociati in varie collaborazioni, con il nucleo, quindi con Mirko Onofrio, Francesco Ganassin e Elia Casu. Ci siamo conosciuti nell'ambito dei laboratori di ricerca musicale all'Università di Siena Jazz. È stata un'esperienza fondamentale per quanto mi riguarda. Insomma. E quindi questo è appunto l'ensemble che compone appunto il progetto Musiche Invisibili, che è legato a un progetto di crowdfunding importante, del quale però direi che andiamo a parlare tra pochissimo, perché prima vorrei insieme ad Andrea Ruggeri andare a fare poi l'ascolto del brano che poi accompagna appunto il progetto sulla pagina qui, attenzione. Poi ve la metteremo anche in allegato a questo video, però www.produzionidalbasso.com/project/musiche invisibili, ma basta che voi googoliate Produzioni dal Basso, Musiche Invisibili, vi porta direttamente alla pagina legata al crowdfunding, dove ci sono tutti i dati, quanti giorni mancano, sono 103 giorni che mancano, c'è tanto tempo a disposizione. Lì c'è proprio un brano che è stato appunto, come ci fai una presentazione poi di questo ascolto? Molto volentieri. Questo è un brano che mi ho registrato, diciamo, in autogestione, proprio per avere un materiale audio-video proprio per a corredo di questa campagna. E il video chi l'ha girato? Sono dei frammenti che io ho girato in questi anni, che ho montato in base alle musiche, ho fatto degli abbinamenti in base proprio ai miei gusti estetici in questo caso. Ok, quindi adesso andiamo ad ascoltarlo, rimaniamo però comunque nel fuori onda, quindi se vi piace guardarci, insomma, siamo anche belli, un po', comunque potete stare insieme a noi. Questi video li fai tu? Sì. Ma sono bellissimi. E come lavori? Col cellulare. Ma è incredibile. Cioè, questa è una candela? Sì, a casa mia, la candela che... E cosa c'è qui in sospensione? Quello è un pezzo di cera carbonizzata o qualcosa del genere, che orbita intorno al fuoco, una roba tipo sole e pianeta. Cioè, tu sei rimasto... Ma qui c'è uno stabilizzatore, oppure è tutto al naturale? No, l'iPhone diciamo che fa il suo lavoro anche in automatico. E questo tipo di montaggio invece ha una post-produzione, sì? Sì, l'ho fatto attraverso un programma di quelli gratuiti. Ma è bellissimo, cioè lavorare con un cellulare. Si possono fare, ovviamente... Sei riuscito a condividere quella cosa a proposito? Non ancora. Però lavorare da un cellulare ti conviene aggiornare? Allora. Fai così e aggiorni. Ormai sì, è molto più veloce. Ecco. Ed è bello poter lavorare completamente da un cellulare. Sì, fantastico. Che cosa hai utilizzato per montare? Un programma, sai che non mi ricordo come si chiama? Un programma di Qui quelli gratuiti. In Sardegna? Decisamente sì. Dove siamo? Porca miseria, dove c'è il pan di zucchero. Sei collegato a YouTube da qui? Sì. Quindi volendo si può anche condividere questo video su YouTube. Questa è già Elsa? Sì. Vabbè, insomma, non è la versione definitiva, chiaramente. No, qua siamo 4 microfoni, una ripresa un po' alla classica, diciamo. Bello, bei suoni, mi piace molto come progetto. Vediamo un po' qui come sta andando. Molto interessante. Questo video potrebbe essere anche uno dei video che accompagneranno il progetto, oppure rimane solo come video di presentazione? Perché secondo me per fare un progetto che poi, cioè con delle proiezioni che accompagneranno poi l'esibizione live, secondo me è bellissima una cosa del genere.
Non ci hai ancora pensato? Ci ho pensato, sì. Sto pensando proprio a trovare il tempo per farlo per ogni pezzo, però dovrei fare 7 montaggi, cioè 7 video diversi. Ci vuole molto tempo, perché un video di 8 minuti e 30, c'è la parte musicale, ma c'è tutta la parte... Questa è una mosca? È una farfallina verde che sembra una foglia. Ma dov'è questo? Questo è il soffitto. No! Ho inquadrato così e sta salendo sull'anta dell'armadio. È incredibile. È il soffitto quello. Sì. È il soffitto. Voi dovete vedere questo video. Andate nella pagina del crowdfunding e vedrete che bello il video che è stato realizzato. Come si intitola? Questa è Despina, che sarebbe una delle città raccontate da Marco Polo, appunto. Io non l'ho mai letto. Consiglio vivamente perché... Sto leggendo Calvino in questo periodo, ecco. Sto leggendo La giornata di uno scrutatore. È meraviglioso. Cioè, è un libro non molto grande, ma densissimo di significato. Mi sta veramente prendendo. Ho letto diversi libri di Calvino, ma mi mancano le città invisibili. Eppure mi sono comprato proprio i Meridiani, dove ci sono tutte le raccolte. Solo che leggere dei Meridiani mi viene un po' male, perché sono un po' scomodi da portare nello zaino. Io uso spesso la bicicletta, rischiano di rovinarsi nello zaino. Sono dei libri che hanno un certo valore, però mi ricordo, ho letto Il Visconte di Mezzato, che lo stesso un altro, Il Sentiero dei Nidi di Ragno, Il Barone Rampante. Quello si ricollega al 2017. Infatti ci arriviamo tra poco. Insomma, dei libri che poi te li fanno leggere spesso al liceo, ma se li leggi da adulto poi, con la consapevolezza attuale, in realtà i significati sono altri. Sì, cioè, poi lo puoi leggere su più strati. Cioè ogni volta che livelli. Lo leggi trovi un altro livello, un altro strato. E lì arriviamo anche a parlare tra poco anche dell'altro discorso legato alla semantica. Sì, poi, certo. Che è importantissimo. Qui sei in treno? Quindi sono in treno, non ricordo dove. Del viaggio. Sì. Che mi sflashava proprio questo effetto, un po' come i cerchioni delle biciclette o delle auto quando modulano in questo modo a seconda della velocità, no? Stava andando parecchio veloce, sì, non eri in Sardegna? No, non ero Starpi. Da lì si capisce da questo aspetto. Avete già raggiunto 290 euro su 4.500. A dire infatti sono abbastanza fiducioso. In 17 giorni. Sì. Non è 12 male. Sostenitori, 103 giorni rimanenti, quindi il tempo è bella anche il testo a corredo poi del crowdfunding, dove chi sei e cosa fai. Mi chiamo Andrea Ruggeri, sono batterista, compositore e insegnante. Il passato non esiste più, o meglio, esiste nella misura in cui ci condiziona o ci insegna. Questo è bellissimo. In ogni caso, oggi siamo quello che abbiamo deciso ieri, domani saremo quello che decidiamo oggi, quindi il pullulare della vita è un eterno ora. Con chi non mi conosce, se ha piacere, possiamo scriverci via mail, raccontarci, è bellissima questa intro, mi piace veramente tanto, è un bellissimo approccio, credo sia l'approccio fondamentale oggi, soprattutto se ci si occupa di crowdfunding e quando si deve interagire con un pubblico che si deve sentire partecipe di un progetto. Io credo che sia un sistema rivoluzionario, l'ho anche scritto in coda proprio al testo della campagna, perché io lo paragono un po' a un distillato, c'è proprio un distillato del rapporto tra musicista e artista in generale, o qualsiasi attività che uno voglia promuovere attraverso il crowdfunding, è proprio un rapporto diretto tra chi propone l'idea e il pubblico. Il pubblico diventa sia produttore che fruitore, senza intermediari. Sì, se ti piace lo sostieni, se non ti piace non lo sostieni. Molto 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 interessante. Direi che possiamo tornare perché insomma manca veramente poco. Okay. Torniamo qui su Unica Radio insieme ad Andrea Ruggeri, salutiamo chi ci guarda e ci ha guardati in questo momento mentre eravamo persi nella visione del video poi prodotto appunto proprio per l'occasione, dedicato al progetto Musiche Invisibili di Andrea Ruggeri, ma accompagnato da un ensemble ricchissimo che abbiamo nominato prima, ne abbiamo parlato, ne continueremo a parlare, dopo ve lo ridiciamo se qualcuno si fosse collegato ora. Quindi Andrea, interessante il lavoro
lavoro legato alle rielaborazioni alfabetiche, dette logogrifi, sì, che sono legate ai testi di questo progetto. Marziano, una parola un po' marziana, però è semplice. L'idea di partenza era quella di fare degli anagrammi, dei testi proprio del romanzo. Poi leggendo lo stesso romanzo mi sono imbattuto in una coincidenza interessantissima. Marco Polo, in una delle descrizioni che fa il Gran Khan, appunto di queste città che lui visita, parla di questi logografi, cioè Marco Polo utilizza anche queste elaborazioni alfabetiche per raccontare. Ovviamente siamo nell'ambito della metafora, dell'allegoria, no? È una cosa molto semplice in concreto. Si prende una parola e si estrapolano delle parole che abbiano senso compiuto. Facciamo un esempio. Speriamo di farcela così. Allora, partiamo da proprio musiche invisibili. Invisibili. Ecco, invisibili. Contiene visibili, visibili, bili, che sarebbe il plurale di bile. Esatto. Sibili. Sibili, visi, in, vi. Anche le particelle. Quindi c'è tantissimo, sì, semplicemente da invisibili. Immaginati farlo sul testo, su un testo più ricco, e da lì siete riusciti a costruire poi dei... Infatti con Elsa Martin alcuni testi, i testi che canta lei, li abbiamo fatti insieme a lei appunto, ci siamo detti che sembra quasi, ci è sembrato di tornare ai bambini a giocare un po' o con le costruzioni o con quei giochi a incastro, insomma, no? Scarabeo. Ci ho giocato da poco. Davvero? Sì, fantastico. Non sapevo si chiamassero neanch'io, quindi l'ho letto per la è prima una volta. Scoperta anche per me. Parliamo del crowdfunding, ne abbiamo parlato nel fuori onda, però è importante parlarne anche adesso. Abbiamo raggiunto 290 euro su 4.500, mancano 103 giorni, 12 sostenitori. Parliamo anche delle ricompense però. Certo, allora... Ho bisogno di leggere perché ricompense, eccole qui, vai. Allora, alla modica cifra di 15 euro Andrea Ruggeri si sta mastrotizzando, però vista la barba puoi farci un po' la versione baffo, ti ricordi? Vuoi che leggo anche il testo della ricompensa? Sì, è interessante. A 15 euro una copia di DVD, perché andremo a produrre un DVD con questo ensemble, poi magari dopo, se abbiamo il tempo, approfondiamo. Se non puoi o non vuoi, perché è lecito anche non volerlo, assistere di persona al concerto, ma vuoi comunque godertelo, magari in buona compagnia, questa è la giusta ricompensa per te. Quindi a 15 euro una copia di CD. 20 euro una lezione di batteria su Skype. Suoni la batteria o vorresti iniziare, abiti in qualsiasi parte del mondo, questa potrebbe essere la giusta ricompensa. Lezione di batteria su Skype, ne hai già fatte tu lezioni di batteria? No, sarebbe la primissima volta. Ah, sarebbe un inizio? Sì. Ok. Sì. Ok. 25 euro, 2 copie di DVD. Ok, quindi anche qua la pappardella. Se non puoi assistere di persona al concerto, ma vuoi comunque godertele, magari vuoi farlo godere anche ad un'altra persona che non ha potuto o voluto esserci, questa è la giusta ricompensa per te. 2 copie del DVD a 25 euro. 30 euro, lezioni di batteria live, quindi in carne ed ossa, quindi o in Veneto o insomma vicino possibilmente, vicino dove abito, a Santa Lucia di Piave, provincia di Treviso. Specifichiamo, dopo vi mandiamo la posizione Google Earth. Poi 35 euro, 3 copie di CD. DVD. Scusate, grazie. 300 euro se qualcuno volesse organizzare un house concert o un garden concert, appunto questo comporterebbe lo sforzo, magari anche mettendo un po' insieme le forze, di 300 euro. Mi avvicino un po' di più. Poi perché questo magari comporta verremmo in sì, perché si tratta ridotta. comunque di formazione ridotta che andrebbe studiata in base ai 13 elementi che comunque compongono appunto questo ensemble legato a musiche invisibili. 1.000 euro appunto è l'ultima poi possibilità attraverso la quale si può partecipare. Concerto privato o in salone o in giardino con l'ensemble al completo. Ok, questo è ancora in fase di definizione, è probabile, ne parlavamo poi prima durante l'ascolto, che ci possa essere anche la proiezione di qualche video.
non la escludiamo. Non ci sto pensando, secondo me, questo concerto che andremo a fare. Perché voi dovete vedere poi sulla pagina, proprio che ricordiamo, produzionidalbasso.com, cercate il progetto Musiche Invisibili, lì c'è proprio un video prodotto da Andrea Ruggeri che racconta bene, un teaser sostanzialmente, che racconta il progetto, ma ci sono delle immagini veramente bellissime, girate con il cellulare, quindi ci si rende conto, sì, c'è una farfallina interessante. Guardatelo. Poi non anticipiamo altro, vediamo i commenti. Ne sono già arrivati qualcuno, quindi si sta iniziando a popolare pure questa pagina. Ricordiamo comunque l'ensemble che è composto da 13 elementi, Elsa Martin alla voce, Mirko Onofro flauti, sax tenore e voce, Gabriele Mitelli tromba e flicorno, Francesco Ganassin clarinetti e sax alto, Cristian Toma oboe, corno inglese, clarinetto basso, Daniele Richiedei violino e viola, Enrico Cocco violoncello, Francesco Saiu chitarra classica e chitarra elettrica, Elia Casu chitarra elettrica, live electronics, Pasquale Mirra vibrafono, Oscar Del Barba pianoforte e fisarmonica, Giulio Corini contrabbasso, Andrea Ruggeri batteria e composizione. Questo è in soldoni, è insomma un riassunto di quello che è il progetto di Andrea Ruggeri legato alle città invisibili di Italo Calvino. Il progetto si intitola Musiche Invisibili. Ricordiamo la fortunata coincidenza poi dei 3 anni che poi ci portano al 2017. Oh yes, questo è l'anno in cui appunto debutteremo. Tra l'altro cade il 70° anniversario della pubblicazione del primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno, anche questo meraviglioso, il suo primo romanzo. Quindi mi sono fatto coraggio, sono andato a proporre a una biblioteca universitaria di Pavia questo concerto dove appunto che registreremo, appunto di cui produrremo un DVD. Lo faremo il 21 giugno. Ok, quindi l'abbiamo messo proprio a posto in quella data per festeggiare la festa europea della musica. Cadrà alla fine di una serie di mostre dedicata a vari artisti, tra cui Italo Calvino. E questo è un progetto che si può in realtà poi portare in varie realtà universitarie. Precisamente sì. Quindi il progetto è anche quello di fare proprio un tour nelle biblioteche universitarie. E questo è interessante. Tu quando riparti domani mattina? Domani mattina torno in Veneto. Quindi le valigie sono già pronte? Per metà sì. Si torna in Veneto, hai trovato insomma la tua Cagliari. Quello che mi interessa poi sapere è che Cagliari ritrovi ogni volta, anche ritrovare i musicisti. Quello è sempre... Cioè com'è il livello che vedi qui? Il livello è sempre alto, lo dico sempre, adesso non per essere campanilista. In Sardegna c'è una notevole quantità proprio di talenti molto elevata. Tu che hai in modo riconosciuta anche fuori dalla Sardegna, viene riconosciuta una certa caratteristica fondamentale che accomuna i musicisti, ma gli artisti in generale sardi. Adesso spesso questa cosa qui in certi ambiti sfocia in autoreferenzialità, no? Sì. Ma invece questa è una cosa che secondo me, scambiandola con quella stessa identità unica e irripetibile delle varie regioni, diventa una ricchezza universale, cioè tutte le zone geografiche risultano uniche. Sì, ma per te l'insularità è un limite o un valore? Questa è una domanda che faccio un po' a tutti. Per me personalmente è un valore, perché adesso, vabbè, secondo me non si può parlare della Sardegna come un posto isolato, come poteva essere un tempo, con le difficoltà proprio fisiche di un tempo. Ma paradossalmente quelle difficoltà fisiche hanno favorito una creatività molto fervida. Oggi forse è più difficile, mi piace un po' pensarla così, dobbiamo essere capaci di isolarci un po' in noi stessi per riscoprire noi stessi come musicisti, però poi per offrirci un po' al mondo. Questa mi piace, è la prima volta che mi viene esposta, poi mi viene esposto questo concetto in questo modo. Andrea, insomma, faremo in modo di continuare a parlare di questo progetto Musiche Invisibili, ne abbiamo parlato durante questo video, quindi chiunque avrà modo poi di appunto rivedere questo video potrà appunto approfondire questo progetto estremamente interessante. Vi diamo tutti i link allegati al video. Io ti ringrazio per essere venuto a trovarci. Ringrazio tutti quelli che sono rimasti fino a questo momento e ci hanno sopportati. Ci rivediamo all'interno di questo video. Ciao.